Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo subito dalla cronaca, vediamo un titolo del Gazzettino: multisala devastato dai baby vandali, proprietari disperati si calano perfino dal tetto, non riusciamo a bloccarli, i danni incalcolabili. È il cinema di Marghera che è stato chiuso circa un anno fa. Sempre i baby vandali e sempre i giovanissimi al centro di notizie di cronaca nera, come quella delle messe nere che pare siano state celebrate a Fontaniva. Vediamo. Croci segnate sui muri, sul pavimento, sulla lavagna, scritte e omini stilizzati, crocifissi buttati a terra in bagno e in aula. Monta la preoccupazione a Fontaniva dopo gli inquietanti ritrovamenti durante un sopralluogo da parte degli operai del comune all'interno dell'ex scuola elementare di Fontanivetta. Aleggia lo spettro delle messe nere. Restiamo sgomenti, non solo come amministrazione, ma penso come tutta comunità, non tanto per il danno al patrimonio, che è evidente, ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare. Certo, è presto per parlare di eventuali rituali, di messe nere, di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo, però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti. Ecco. Non si sa ancora, è presto per dirlo, se può essere frutto di una goliardata, come potrebbe essere altrettanto frutto di qualcosa di più grave, ma è un messaggio che comunque desta preoccupazione. I responsabili si sarebbero introdotti nell'edificio in più riprese. Dopo aver forzato una finestra si sarebbero assicurati l'accesso lasciando una porta socchiusa e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro per poi concentrarsi sulle scritte, disegni e segni allarmanti. È il messaggio che inquieta e chiaramente i riferimenti non possono essere nascosti, ecco appunto le croci, e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi, in altre località, anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo. Abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti, ecco, di questi possibili rituali, e crediamo che avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze possano essersi spostati in questi luoghi, che adesso verranno però messi in sicurezza. Al piano superiore è stato ritrovato un barattolo di tintura di iodio, forse il materiale usato dai vandali per le scritte e i disegni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori. Ed è nuovo allarme per le tossicodipendenze tra giovanissimi. Ci colleghiamo con Federico Fusetti per i 40 anni del CEIS a Treviso. A te la linea, Federico. Siete un'istituzione a Treviso, e non solo, per tutta l'attività che fate sulle dipendenze, anche sulla salute mentale. Prima di chiederle il prossimo traguardo, perché compite 40 anni ed è un grande obiettivo, però prima di chiedere cosa succederà nei prossimi 40 anni, le chiedo purtroppo qual è... Cosa è successo? Vai, parla. E le chiedo quali sono, diciamo, le priorità di questo momento. Insomma, noi così da cittadini leggiamo di ragazzi sempre più giovani che purtroppo cadono vittime delle dipendenze. Sì, noi abbiamo in modo specifico un percorso a Campocroce che è preciso per quanto riguarda i 18 e 24 anni, quindi l'aspetto del recupero e della cura e riabilitazione dei giovani è nel nostro centro molto presente. Siamo presenti inoltre dal 1983 in questo territorio, siamo la realtà del privato sociale più grossa e accogliamo 72 persone anno come posti letto, quindi in qualche modo siamo radicati e presenti in questo territorio, agendo e costruendo un percorso che è partito dal volontariato e oggi invece si è professionalizzato attraverso competenze e mansioni dei nostri operatori sempre più specifiche. Dobbiamo spaventarci di questa età sempre più giovane? Credo che per certi aspetti sì e per certi aspetti no, nel senso che ci sono alcune sostanze che in realtà diventano davvero un problema per quanto riguarda l'età giovanile, però poi abbiamo anche una fetta di giovani che tutto sommato si occupano in maniera adeguata delle proprie azioni quotidiane. Di per sé
diciamo che alcune sostanze sono molto preoccupanti. Ultima cosa, il prossimo traguardo, allora non dico fra 40 anni, ma anche semplicemente del prossimo anno, quale sarà? Allora, 40 anni sono un'età della maturità, anche per le organizzazioni, quindi ci stiamo organizzando con il Dipartimento delle Dipendenze dell'uso della marca trevigiana, in modo particolare con il SERD, per la creazione di un centro diurno qui a Treviso che risponda alle esigenze sia da una parte dei giovani ma dall'altra parte anche della parte dei ricorrenti. E allora grazie al Presidente Luca Sartorato, buon compleanno al Chase, direttore ti restituisco la linea. Grazie molte a Federico Fusetti, 40 anni del Chase e 40 anni di assistenza nel versante delle tossicodipendenze e delle dipendenze in generale. Allora vediamo ancora la cronaca, è stata ritrovata l'arma del delitto che avrebbe sparato e che avrebbe determinato la morte della marocchina di Ariano nel Polese, in una donna marocchina. Intanto l'autopsia che conferma che è stata uccisa con un proiettile di piccolo calibro. C'era il giallo del proiettile nel cranio e in effetti è stato confermato. Vediamo. È stata trovata la pistola che potrebbe aver ucciso Orkia Nawi, la mamma marocchina di Ariano nel Polesine, trovata agonizzante in casa lo scorso 28 marzo e dichiarata morta il giorno dopo. L'autopsia eseguita ieri ha confermato che la donna è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco alla testa. La presunta arma del delitto è stata rinvenuta in un terreno vicino all'abitazione dove la 31enne abitava insieme al marito e ai 2 figli di 8 e 11 anni. L'autopsia ha accertato la presenza di un proiettile calibro 22 nel cranio di Orkia. Il proiettile di metallo integro verrà sottoposto ad accertamenti balistici. La donna è stata colpita da sinistra, dove è stato riscontrato il foro d'ingresso del proiettile, che è stato ritrovato però nella parte destra del cranio. Secondo la nota della procura di Rovigo è escluso che il colpo sia stato esploso da distanza ravvicinata. La magistratura ha disposto ulteriori accertamenti di carattere balistico per confermare il calibro e la compatibilità del proiettile con le armi recuperate nell'abitazione del vicino di casa, che le detiene regolarmente in quanto cacciatore. La 31enne marocchina era stata ritrovata esanime dai figli nella cucina della loro casa. Uno dei 2 bambini ha raccontato ai carabinieri di aver visto la mamma cadere sui fornelli e poi stramazzare a terra. I bambini sono corsi così dal vicino di casa e insieme hanno allertato i soccorsi. L'anziano ha sempre detto di essersi accorto del sangue che usciva dalla nuca di Orkia solo quando ha cercato di girarla. Tutte le sue armi sono state sequestrate, ma mancava proprio la pistola che ora è stata ritrovata nei campi. Il marito della donna invece al momento del ferimento letale si trovava al lavoro, un alibi di ferro confermato anche dalle persone che erano con lui. E questa era Valentina Visentini. Intanto sono state chiuse le indagini sull'omicidio di Mattia Caruso, avvenuto a fine settembre ad Abano Terme, ricorderete, era stato accoltellato dalla fidanzata, reo confessa, ha confessato il delitto. Per lei si avvicina il processo. Omicidio volontario aggravato da una relazione sentimentale e calunnia. Sono i reati che la Procura di Padova contesta alla 31enne Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul delitto che la giovane padovana commise la sera del 25 settembre 2022, quando accoltellò mortalmente, confessando il gesto, il fidanzato al cuore in auto, poco dopo essere usciti da un ristorante di Abano Terme. La Boscaro tentò anche di depistare le indagini, incolpando un uomo incontrato poco prima nel locale. La 31enne quasi di certo andrà a processo se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta del pubblico ministero. Per il reato di omicidio è previsto l'ergastolo e da alcuni anni è esclusa la possibilità di celebrarlo con rito abbreviato che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Valentina Boscaro si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in quartiere Montà. La notizia è arrivata poco fa da Vicenza, è stato trovato a terra con armi da taglio un militare americano subito ricoverato. Vediamo. È giallo sull'episodio di violenza in cui nel weekend sarebbe rimasto coinvolto un militare americano trovato a terra di notte in Viale della Scienza con ferite presumibilmente da arma da taglio. Intervenuti a seguito di una segnalazione i carabinieri della SETAF e il personale del SUEM per soccorrere il ragazzo che è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso per far luce sulla vicenda e ricostruire l'accaduto che si è consumato nella zona di Vicenza Ovest.
Ed è iniziato il processo in corte d'assise a carico di Fabrizio Biscaro, il giovane che massacrò a coltellate Elisa Campeol sul Greto del Piave nel giugno del 2021, una ragazza splendida che è stata uccisa proprio mentre era sola a prendere il sole. Sentiamo adesso l'avvocato della famiglia e l'assassino ieri era in aula. Ci aspettiamo di arrivare alla verità e banalmente di avere giustizia, banalmente che si parli di Elisa e non di lui, e non delle sue capacità, ma di una ragazza che ha sofferto tremendamente, che è morta in una maniera indescrivibile e del dolore che questa famiglia non potrà mai superare. Così l'avvocato della famiglia di Elisa Campeol nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise, presente per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie, Fabrizio Biscaro, che è rimasto per tutto il tempo impassibile, nessuna emozione. In apertura di procedimento il difensore del 37enne, Rosa Parenti, ha inoltrato nuovamente la richiesta di cancellazione delle aggravanti per poter accedere all'abbreviato, che però è stata negata. Biscaro il 23 giugno 2021 uccise con una trentina di coltellate Elisa Campeol, la 35enne che aveva deciso di trascorrere una giornata in relax sul Greto del Piave. Uccisa barbaramente mentre stava prendendo il sole, colpita senza lasciarle scampo. Rimane pericoloso socialmente ed attualmente si trova presso il REMS di Nogara. È capace di stare a processo, ma il punto da stabilire è se fosse o meno capace di volere nel momento in cui è compiuto l'efferato delitto. Noi siamo convinti anche sulla base di quello che è emerso dagli atti fino adesso che nel momento del fatto, soprattutto nel momento del fatto, l'imputato fosse assolutamente capace, lucido, che abbia programmato nei minimi dettagli quanto è successo, lo ha detto anche lui. Quindi noi siamo convinti e vogliamo arrivare fino in fondo di questa faccenda per dire una parola definitiva sulla capacità di questo soggetto. Il pubblico ministero ha chiesto anche una superperizia che metta un punto definitivo sulle condizioni di salute mentale di Biscaro. Perizia che per la difesa dovrà essere condizionata prima dalla valutazione eseguita dal primario della struttura di Nogara. Il processo è stato quindi aggiornato a giovedì 1 giugno, dove verranno ascoltati tutti i consulenti che hanno esaminato il 37enne in contraddittorio. Biscaro, secondo i sanitari della casa di cura giudiziaria, sarebbe affetto da un disturbo della personalità con spettro schizoide e paranoide. In aula anche la famiglia di Elisa. Genitori provatissimi, come potete immaginare, vederlo lì libero, senza le guardie, non ristretto in nessun carcere, per quanto si parli di misura di sicurezza, in realtà è poco più che un ospedale, con tutte le caratteristiche tristi di queste strutture, ma in realtà è una persona in questo momento serena, tranquilla. Non vorremmo essere nei panni dei genitori di quella povera ragazza. Una notizia arrivata da poco: c'è stata una sospetta fuga di gas questa mattina nella frazione di Camalò, frazione di Povegliano, e la scuola elementare in cui c'è stata questa fuga di gas è stata evacuata. Il personale ha avvertito un forte odore di gas e per precauzione le classi sono state portate all'esterno in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco. Vediamo, ci collegheremo più tardi con Sharon Di Carlo per le ultime sull'incendio di Cartigliano. Vediamo il servizio che abbiamo dato nei nostri telegiornali. Secondo piano della palazzina Alfa di Via Aldomoro a Cartigliano. Fumo nero esce dalle finestre, scatta l'allarme, momenti di panico. Il proprietario della casa a fuoco cerca disperatamente di salvare i suoi 2 cani, ma riesce a portarne fuori solo uno. L'altro resta intrappolato nel rogo. 16 famiglie vengono fatte evacuare, 15 persone, c'è anche una disabile, finiscono in ospedale tra Bassano e Sant'Orso per sospetta intossicazione. Tra loro anche 2 carabinieri, i primi che sono intervenuti sul posto in attesa dei vigili del fuoco intervenuti in massa. Presente durante tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza anche il sindaco Germano Racchella, che si è mosso per trovare una sistemazione alle persone evacuate. Io ho chiesto aiuto anche ai sindaci del territorio se per caso hanno qualche alloggio disponibile. Alcune abitazioni completamente inagibili, dice Racchella. Alcuni sono totalmente inagibili, questi anche da come
ho sentito per 2 o 3 giorni, perché esca anche quell'odore acre di fumo che logicamente farebbe male alla salute. Certo è che si è temuto il peggio inizialmente. Poteva andare molto peggio. Intanto la proprietaria del vicino Parco Zoo Capeller ha ospitato alcune delle persone evacuate per il pomeriggio. Non so, è saltato il servizio? No, tutto bene, tutto bene. Allora andiamo sulla strage, sì, la strage, l'incidente gravissimo, la valanga che ha travolto 5 sci alpinisti in Norvegia, 5 sci alpinisti vicentini, c'è stata una vittima, un altro ragazzo è ancora in coma, un altro è rimasto ferito. Vediamo le ultime dalla nostra redazione vicentina. In Norvegia, nel distretto di Lingen, dove 5 sci alpinisti vicentini sono stati travolti da una valanga, le autorità locali hanno attivato un'unità di crisi e avviato un'inchiesta su quanto accaduto nel fine settimana. La tragedia, costata la vita a Matteo Cazzola, di 35 anni, e il grave ferimento di Pietro De Bernardini di Isola Vicentina, ancora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tromsø, non è stato l'unico evento drammatico nel weekend che ha registrato nella zona un bilancio di 4 vittime e una decina di persone soccorse a ridosso della vetta del Cavering Tinden e nei boschi circostanti. Gli alert meteorologici lanciati non sono serviti a fermare tutti gli escursionisti presenti in zona e travolti dalle bufere di neve e scaraventati contro gli alberi o trascinati fino al mare. Il gruppo dei 5 amici era partito da Vicenza assieme al gruppo CAI di Montecchio Maggiore. La valanga li avrebbe sorpresi mentre si stavano accingendo alla discesa sugli sci dopo essersi tolti le pelle di foca. I familiari di Matteo e di Pietro sono già in viaggio per Tromsø, dove raggiungeranno i loro cari per riaccompagnarli appena possibile in Italia. Il terzo vicentino ferito in modo più lieve sarebbe stato già dimesso dall'ospedale. Matteo Cazzola, l'ingegnere laureato a Padova, appassionato di montagna e di energie alternative che ad agosto avrebbe compiuto 36 anni, lavorava come manager in un campo energetico in un'azienda di Arcugnano. A Vicenza lascia i genitori e una sorella. E passiamo alle polemiche metropolitane. A Padova si discute se sia giusto chiudere il parcheggio di Piazza Insurrezione, anche perché i commercianti hanno subito obiettato riguardo a questa decisione, a questa ipotesi di trasformare Piazza Insurrezione in una zona pedonale. Vediamo. Anzi, abbiamo collegata Valentina Visentin. A te la linea, Valentina. Da Padova, alle mie spalle il parcheggio di Piazza Insurrezione. La questione parcheggi, come spesso accade nell'ultimo periodo a Padova, anima il dibattito politico, perché il futuro del parcheggio, dello storico parcheggio di Piazza Insurrezione, è strettamente legato al destino dell'area dell'ex Prandina. Negli ultimi giorni si discute sulla pedonalizzazione di Piazza Insurrezione, un tema che sta creando qualche frizione anche all'interno della maggioranza, perché l'associazione Amo Padova, che sostiene il sindaco Giordani, chiede a gran voce che ci sia un piano definito sulla pedonalizzazione di Piazza Insurrezione, perché non devono essere esclusivamente tolti i posti auto. Pedonalizzazione di Piazza Insurrezione che invece è fortemente sostenuta da Coalizione Civica, che ha anche presentato una proposta al sindaco. Coalizione Civica che è l'altro alleato di Giordani. Qui con me Patrizio Bertin di Ascom Veneto e soprattutto Ascom Padova, perché vogliamo sentire il parere dei commercianti, e poi Enrico Turrin di Fratelli d'Italia, quindi dell'opposizione. Il piano, la richiesta di Amo Padova è sostanzialmente quella che Ascom ha fatto qualche tempo fa al sindaco. Sì, mi sembra che sia anche una logica che ripetiamo da molto tempo, quella di fare un tavolo di confronto per fare un piano dei parcheggi, ma soprattutto anche un piano della viabilità, che è dal 2008 che non viene preso in mano, e quindi mi sembra che sia giunto il momento oggi, perché Padova si parla da anni di parcheggi, però i parcheggi, al di là di qualche piccola aspettativa che da anni stiamo aspettando, quello di Larga Europa, non ne vediamo altri, quindi dobbiamo assolutamente fare un piano dei parcheggi perché questa città diventi una città attrattiva. La gente non può stare in colonna o in coda per aspettare che si liberi un posto di parcheggio per parcheggiare. La gente deve arrivare, deve trovare una città accogliente, una città che sia ricettiva, altrimenti
altrimenti Padova è destinata a essere una città provinciale, cosa che nessuno di noi vuole. Quindi è ora di mettere mano seriamente al progetto della Prandina e basta fare tanti proclami, ma bensì agire immediatamente per dare alla Prandina alla città, ma soprattutto anche per cominciare a educare la gente a parcheggiare, arrivare e trovare un parcheggio. Questa è la finalità che serve a Padova oggi. Enrico Turrin, Fratelli d'Italia, opposizione, come vedete questa frizione nella maggioranza e soprattutto per pedonalizzare Piazza Insurrezione cosa serve? Sì, in maggioranza noi vediamo un continuo diktat della parte più sinistra, quindi di coalizione civica su molti temi, compreso soprattutto quello dei parcheggi e quindi di Piazza Insurrezione. Noi come Fratelli d'Italia già nel 2018 avevamo presentato un emendamento che prevedesse sì la progressiva dismissione di questo parcheggio, ma come diceva il Presidente Bertin, prima ci deve essere un grande piano di tutta la viabilità e dei parcheggi e soprattutto deve essere ampliato e finalmente fatto quel famoso parcheggio Prandina, che non può limitarsi a 250 posti ma deve essere almeno di 500. Ricordo che il parcheggio di Piazza Insurrezione conta 126 posti che fruttano all'APS 1,5 milioni di euro e quindi si pone anche un problema di sostenibilità delle partecipate del Comune. Noi riteniamo che il sindaco debba venire in Consiglio Comunale, parlare con tutto il Consiglio Comunale e non solo con la sua maggioranza, riunire le categorie economiche e insieme decidere il futuro di Padova. Insomma, Piazza Insurrezione senza auto sembra mettere d'accordo un po' tutti, ma quello che divide è cosa per farla diventare senza auto cosa si deve fare, cosa deve fare il sindaco. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e ai suoi ospiti. Andiamo a Vicenza, dove il sindaco Francesco Rucco ha deciso di instaurare dei controlli notturni, pattugliamenti notturni della polizia locale, ma la polizia locale non è d'accordo e ha proclamato uno sciopero. Oggi dovrebbe esserci un incontro decisivo, vediamo. Sicurezza by night, pattugliamenti nelle ore di buio come chiesto dai cittadini. Oggi gli agenti sono stati chiamati a dire sì o no alla richiesta del sindaco di Vicenza di accendere i lampeggianti della polizia locale nei parchi, nei quartieri, sulle strade, nelle piazze, ogni venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Oggi era una giornata decisiva perché portavamo ai 114 agenti di polizia locale la proposta fatta dall'amministrazione per andare a superare le problematiche del turno notturno fino alle 3 di mattina. I vigili hanno annunciato lo stato di agitazione quando 5 mesi fa la giunta di centrodestra ha chiesto agli agenti di fare 2 ore in più per 2 giorni a settimana. Il comune allora ha fatto una controproposta, coinvolgere solo gli agenti under 60, a cui non sarebbero più state chieste 2 ore in più, ma una sola, il venerdì e il sabato, e soltanto da maggio a ottobre, quando le giornate sono più lunghe e la movida è più vivace. Questa via di mezzo non è stata accettata da 67 lavoratori su 81 presenti in assemblea oggi. Questa scelta però fa sì che il tavolo salti e turni ridotti e agevolazioni ipotizzate non vengano più applicate. Rimane lo stato di agitazione. La proposta di riduzione oraria proposta dal Comune non andrà in porto e resterà il turno fino alle 3 di mattina. E inoltre anche tutte quelle agevolazioni economiche discusse verranno bloccate. Secondo la CISL e altri sindacati, però, la proposta del Comune non sarebbe stata da scartare. Secondo la CISL questa era una buona base di accordo per portare a casa una contrattazione con questa amministrazione sulla polizia locale, e non era solo il pensiero della CISL ma anche di altre organizzazioni sindacali presenti oggi in assemblea. E allora, se una parte dei sindacati era favorevole, perché la proposta dei turni notturni ridotti è saltata? È emersa dagli interventi di alcuni agenti di polizia e alcuni interventi sindacali la speranza che con l'elezione di una nuova amministrazione possa esserci un cambio di marcia sul terzo turno prolungato notturno. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, un dream team questa mattina in regia, Francesco Ceron e Renato Cappoia. Vediamo due
notizia dal Corriere del Veneto, proiettile nella posta della dottoressa Di Base, basta, lascio il posto, sempre al centro della violenza medici ed infermieri negli ospedali. E poi Verona, lanci di uova e pallini sparati sui migranti. Un migrante dice potevo perdere un occhio. È finita su tutti i giornali, anche quelli nazionali, la polemica, lo scontro che si è verificato ieri proprio qui a Focus TG tra il leghista Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, e il parlamentare Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Era collegato anche Giuseppe Montuori. Insomma, rivediamo cosa è successo ieri in questo studio. Non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno, mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui era la cena del popolo veneto. Nessuna scusa, nessuna ammenda. Nello studio di Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacciali, l'assessore regionale leghista Roberto Marcato torna sulle parole pronunciate a Montorio Veronese più di una settimana fa, quelle sui rapporti di forza fra alleati, diventate presto un caso. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! L'unica concessione di Marcato, semmai, è sulla forma, non sulla sostanza. Ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace, ma questo è. Punto. Ad ascoltare Bulldog Marcato, collegato dal Vinitali di Verona, è il coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, raggiunto in tempo record dal numero 1 regionale, il senatore Luca De Carlo. Io trovo una simpatia notevole per Marcato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico. Questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica però innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho per fortuna o per sfortuna non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? E pensare che poco meno di un'ora prima sulla questione si era pronunciato sempre dal Vinitali lo stesso Zaia, reduce dall'incontro con la Premier Meloni. È un caso che non esiste, quindi la chiuderei qui. Ma per uno Zaia pompiere ci sono almeno due incendiari, da un lato il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, dall'altro il leghista più votato del Veneto alle regionali, in lizza per la segreteria del partito. Lei che se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guarda che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo, che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatore finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non ho tolto, sono eletto ai cittadini al 98. Quindi... Bravo. Allora ringrazio i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Per cui Marcato di questo se ne ricordi bene, il nostro interesse non è una poltrona in più o una poltrona in meno, perché il timore che ho io è che sia perderne una che mette in difficoltà qualcuno, non tanto per noi che sappiamo che ce le siamo sempre guadagnati sudandocele. Loro che chiedono poltrone, i dà di poltronari a chi è poltrone legale. No, straordinario questo.
E insomma, sono volati gli stracci ieri a Focus TG. Tra l'altro la Meloni al Vinitaly aveva detto proprio in quel momento corre buon sangue tra Fratelli d'Italia e Lega, stiamo amministrando benissimo il Veneto. Beh, questo era un contrasto in corso qui in studio, e di questo ha parlato anche ieri sera nella puntata di Ring condotta da Nicola Zanetti, l'europarlamentare della Lega Gianantonio D'Arè. Sentiamo cosa ha detto. Montuori e De Carlo dicevano, come dire, facevano intendere, per fortuna la Lega non è solo Marcato, però è un personaggio importante della Lega ed è in lizza per la segreteria regionale, insomma non è l'ultimo arrivato, quindi che dica queste cose Marcato è la temperatura di qualcosa. Ma questa è la temperatura chiaramente della regione del Veneto, dove all'indomani delle politiche si sono visti subito delle candidature o delle autocandidature, dallo stesso De Carlo alla Elena Donalzan e quant'altro, che si proponevano come i prossimi e il futuro, il dopo Zaia. Ma credo che il dopo Zaia lo decida Zaia a questo punto, cioè non è che a livello nazionale si vincono le elezioni politiche e all'improvviso i voti a caduta sono anche nelle regioni, lo vediamo nel Friuli Venezia Giulia, sono dati alla mano. Il partito la lista Fedriga e la lista della Lega vanno oltre il 30%, dove Fratelli d'Italia ha una grossa crescita, ma ha una crescita che si attesta attorno al 17, 16, 17, adesso i dati non sono ancora definitivi. Quindi proporsi sì, va bene, perché l'euforia fa questo, però attenzione, poi magari il Marcato è uscito con dei termini che non vanno bene e sicuramente in politica bisogna fare un discorso più ragionato. Però la sostanza è questa, non giriamoci attorno, qualcuno si sta proponendo, a torto o a ragione, io dico di no, ma sono di un partito chiaramente come la Lega, che sicuramente la regione del Veneto non la lascerei così, casomai andiamo a discutere altre regioni dove Fratelli d'Italia è più forte, sicuramente le regioni del centro o del sud, e gliele diamo tutte, anche una in più se serve, ma non no. Toccate il Veneto, questo è il concetto? Il Veneto è dei Veneti e della Lega. E della Lega, soprattutto della Liga Veneta. Così ha ribadito ieri sera Gianantonio D'Arè. Continuiamo con la politica, perché Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, è andato prima a Vicenza a sostenere la candidatura di Giacomo Possamai, pur non avendo un'alleanza col PD a livello nazionale, però sostiene Possamai, e poi è passato a Treviso per sostenere la campagna elettorale di Nicolò Rocco, e già che c'era anche commentato i risultati considerati deludenti del Terzo Polo in Friuli Venezia Giulia nelle regionali di ieri. Vediamo. Che aspettative ha su Treviso? A cosa si può ambire? Non glielo so dire, per noi le amministrative sono sempre un'incognita, perché dipende da quanta gente ci va, quanto è determinata. Quello che si può ambire è a radicare, e noi stiamo facendo questo lavoro, un'area che io definirei di riformismo pragmatico, cioè che non parla di destra, sinistra, fascisti, comunisti, ma parla di come rimettere a posto la sanità, spiegando il come. Parla di come fare impresa 4.0, di usare i soldi, come usare i soldi del PNRR, cioè io credo che la politica, l'unica rivoluzione che aspetta è proprio questa, cioè parlare del come fare le cose. Invece vedo che purtroppo tra governo e opposizione di sinistra stanno continuamente a dirsi sei fascista, sei comunista, basta. Il paese non è in condizioni di star così. Qui il Terzo Polo aveva fatto circa il 15% alle politiche, c'è quantomeno la speranza di sfiorare di nuovo quel risultato o è un'altra partita completamente? La speranza assolutamente c'è, la partita è un'altra partita, perché le amministrative sono sempre un'altra partita, ma può essere un'altra partita in positivo. Ripeto, qui abbiamo un gruppo giovane molto in gamba, quindi io spero che soprattutto le persone votino liberamente, capendo che bisogna dare un segnale di rinnovamento della politica, ma non perché sono giovani e basta, eccetera, ma perché hanno competenza amministrativa e serietà e obiettività di giudizio, che è la cosa che manca molto alla politica. Un commento del risultato in Friuli Venezia Giulia? Un risultato per noi deludente, ma purtroppo che non si discosta dalle regionali. Le regionali sono per un partito di centro il peggio che può capitare, perché ha un turno secco, quindi la gente tende
a votare da un lato o dall'altro, e che cosa è un grosso problema dell'Italia, ma alla fine lì non c'era neanche la partita, perché poi Federica è stato bravo a prendere anche il voto moderato, che è poi il nostro voto, e a portare, non so se al 60, al 65, comunque una cifra molto molto alta. Complimenti a Federica. Mi spiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità umana e anche un grandissimo conoscitore dell'Europa e del mondo, oserei dire, e questo è molto importante per le regioni italiane di confine, perché è un dato significativo. Ha fatto una campagna in un mese in condizioni difficilissime, però veramente a lui va tutta la mia stima. Intervista a Carlo Calenda di Lina Paronetto. Tra l'altro parleremo di Friuli Venezia Giulia, dei risultati di ieri, nella seconda parte di Focus TG alle 13, collegandoci in diretta con Trieste. Ma andiamo adesso in diretta da Sharon Di Carlo a Cartigliano per il grave incendio di un condominio. A te la linea, Sharon. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Qui a Cartigliano ieri è stata sfiorata la tragedia. Era mezzogiorno quando un appartamento di questa palazzina al secondo piano ha preso fuoco, un cortocircuito, fiamme che hanno provocato un fumo molto denso, intossicate 15 persone, tra cui 2 carabinieri. E noi siamo qui col sindaco di Cartigliano, Germano Rachella. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ieri è stata sfiorata una tragedia. Sì, ieri abbiamo preso molta paura per una tragedia sfiorata, perché se succedeva di notte quello che è successo ieri prima di mezzogiorno, oggi ci trovavamo a commentarla una tragedia. Un cortocircuito alla televisione probabilmente di questo appartamento. Sì, così dai referti dei vigili del fuoco sembra che appunto sia partito tutto da un cortocircuito della televisione. Sono state portate in pronto soccorso 15 persone, tantissime. 13 cittadini più 2 carabinieri, e ne approfitto per ringraziare le forze dell'ordine, gli operatori sanitari, i vigili del fuoco per il lavoro che hanno fatto, un lavoro impeccabile, e grazie a loro oggi ci troviamo a commentare non una tragedia, ma un brutto fatto successo qui a Cartigliano. Prima i residenti ci raccontavano di tante urla. Sì, me l'hanno riferito anche a me, che c'erano tantissime urla, e grazie anche alla prontezza di certi cittadini che sono intervenuti subito sono riusciti a contenere l'incendio. Ma invece gli inquilini dell'appartamento del secondo piano non sono rientrati questa notte a casa, dove sono adesso? Grazie a buon cuore di Ivana Cappeller, che è una vicina, che gli ha messo a disposizione un appartamento. Dunque per un po' di giorni, finché non trovano un'altra sistemazione, hanno un tetto su cui vivere. E ieri la comunità ha aiutato, a mezzogiorno erano tutti qui che si mangiava insieme durante questo attimo di panico. Sì, i cittadini di Cartigliano si sono dimostrati di un gran cuore. Oltre ai titolari del Parco Zoo Cappeller, che hanno messo a disposizione a mezzogiorno da mangiare per tutti, ieri sera alla Proloco di Cartigliano, assieme a quelli del calcio, hanno preparato una cena appunto per chi era fuori casa. Grazie al sindaco Germano Rachella, e io vi restituisco. Grazie a Sharon Di Carlo, e passiamo da Cartigliano al Padovano, a Gazzo, dove gli abitanti di un palazzo ieri si sono spaventati, sono fuggiti per l'incendio di una canna fumaria. Non ci sono state gravi conseguenze. Vediamo. Momenti di grande apprensione in via Cereson a Gazzo. Si è incendiata la canna fumaria di un palazzo e i gas incombusti sono penetrati all'interno attraverso i muri. I residenti hanno rapidamente spalancato gli infissi favorendo il ricambio d'aria, mettendosi poi in salvo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I pompieri, accorsi da Cittadella e da Padova anche con l'autoscala, hanno spento l'incendio della canna fumaria, evitando danni maggiori, e ne hanno inibito l'uso fino all'intervento di un tecnico qualificato. Ci saranno delle perizie ordinate dalla Procura di Padova sulle ferite procurate dall'aggressione, così ha detto un ragazzo che sarebbe stata portata ai suoi danni da poliziotti che l'avrebbero scambiato per uno spacciatore. Ci sono stati feriti da una parte e dall'altra. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova.
Le ferite e le lesioni riportate dai poliziotti e dal 17enne che li ha denunciati verranno esaminate da un medico legale incaricato dalla procura che sta indagando sulla vicenda avvenuta lo scorso 16 dicembre nel quartiere di Montà a Padova. Il minorenne ha denunciato 4 agenti della squadra mobile che lo avrebbero percosso durante un controllo antidroga, scambiandolo per uno spacciatore. Il minorenne ha riportato traumi al volto e alla gamba. A sua volta la questura ha denunciato il ragazzo per resistenza pubblico ufficiale perché 2 poliziotti sono stati feriti e uno di loro ha riportato la rottura dello scafoide della mano. Il medico legale dovrà esaminare i referti confrontandoli con le fotografie scattate nell'immediatezza dell'episodio. Il suo parere potrebbe essere molto importante per far chiarezza sulla vicenda. Il ragazzo quella notte era stato controllato in via Einstein a Padova insieme ad un amico dopo che si erano salutati. Lui si era spaventato e non aveva capito fossero poliziotti. Il rapporto della questura invece riporta che gli agenti si sono qualificati per ben 3 volte durante le fasi concitate del controllo. Vediamo ancora 2 titoli dal Corriere del Veneto. Vediamo il primo, riguarda il clan dei Casalesi. Donadio e altri esponenti del clan restano liberi. Il presidente Zaia sarà testimone oggi alle 16:30 nell'aula bunker. È l'ultimo testimone dei tanti chiamati dalla difesa dei Donadio per dire quanto sapessero o meno della mafia, delle presunte infiltrazioni mafiose ad Eraclea che hanno portato al processo e anche a degli arresti. Poi l'altra, vediamo ancora Francesco, l'altro titolo, Vicenza, colpo grosso al laboratorio Orafo. Qui siamo a Vicenza, rubati 100.000 euro tra gioielli e oro, è successo a Torri di Quartesolo. C'è anche un commercialista di Treviso, tra i 48 indagati per un'indagine delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza, una rete in tutta Italia di professionisti e di società che gestivano bonus edilizi per interventi mai realizzati, ma incassando i crediti. E qui siamo, diciamo, sul fronte dei soliti furbetti. Vediamo. 48 persone indagate, tra cui un commercialista di Treviso, e beni per 90 milioni di euro sequestrati. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e della Procura di Monza nell'ambito dei bonus edilizi, con l'accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio, indebite compensazioni di crediti fittizi, sequestrati anche appartamenti, ville e conti correnti. Secondo le indagini, un commercialista calabrese con casa in Brianza avrebbe acquistato da decine di persone crediti per interventi edilizi, bonus facciata, ecobonus, per un valore di 13 milioni di euro, facendo poi partire cessioni a catena dei crediti per lo più lo stesso giorno, poi monetizzati presso Poste Italiane. Nel raggiro 700 persone hanno avuto credito senza saperlo per l'esecuzione di interventi edilizi mai eseguiti, tra loro molti non proprietari di alcun immobile e percettori di reddito di cittadinanza. 2 commercialisti, uno di Napoli e uno di Treviso, avrebbero provveduto alle false comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per la disponibilità di crediti fiscali per decine di milioni di euro, a fronte di interventi di efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici mai eseguiti. Tra i beni sequestrati 3 ville tra Venezia e Massa Carrara, 38 milioni di euro di crediti d'imposta e una Porsche. L'Unione Europea ha detto di no al suo Bosco dello Sport, al nuovo stadio che il sindaco Brugnaro vorrebbe costruire a Tessera, un grande progetto finanziato dal PNRR, almeno in parte, ma l'Europa ha opposto un divieto e il sindaco su tutte le furie è andato a Roma a battere i pugni. Sentiamo i dettagli da Ilaria Marchiori, collegata da Venezia. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello per parlare ancora del Bosco dello Sport, perché oggi il sindaco Brugnaro si è recato a Roma dal ministro per gli affari europei Fitto per discutere di che cosa, vice sindaco? Sì, oggi il sindaco aveva questo incontro con il ministro Fitto, a cui partecipava anche il presidente dell'Anci De Caro, che è sindaco di Bari, e anche il sindaco di Firenze Nardella, per parlare, discutere e capire come affrontare al meglio
queste ulteriori verifiche che ha chiesto la Commissione europea sui progetti del PNR. Devo dire che insomma è un incontro sarà sicuramente tranquillo e collaborativo tra tutti gli attori in campo, anche perché politicamente, voglio dire, Firenze è sindaco di centrosinistra, De Caro è legato anche lui al centrosinistra, Brugnaro di centrodestra, il governo di centrodestra, quindi voglio dire c'è una trasversalità a livello politico che è unica, ecco. Quindi penso che l'obiettivo comune sia quello di confermare questi fondi e di continuare ad andare avanti con i progetti il prima possibile. Ecco perché attualmente sarebbero stati bloccati. No, non è che siano stati bloccati in verità. La Commissione europea ha chiesto delle ulteriori verifiche, degli ulteriori documenti al governo italiano che il governo italiano sta cercando di predisporre. Li ha chiesti direttamente al governo, non al comune, perché ricordo che i progetti che sono stati presentati sia da Venezia sia da Firenze, e in entrambi i casi riguardiamo interventi legati allo sport. Firenze si tratta della ristrutturazione dello Stadio Franchi, mentre Venezia si tratta del progetto più complessivo del Bosco dello Sport, oltre naturalmente ad altri progetti, perché questi sono i due progetti principali, ma la Commissione europea ha chiesto anche ulteriori, verifiche su altri progetti più generali come le concessioni portuali e i progetti di teleriscaldamento. Però sono stati chiesti documenti ulteriori al governo perché il governo aveva dato l'ok in accordo con la Commissione europea ai progetti ancora un anno fa, quindi insomma pare molto strana anche questa cosa, no? In cui il governo dà l'ok insieme alla Commissione europea ai comuni per i progetti, e adesso invece ha chiesto ulteriori modifiche, quindi auspichiamo che tutto si risolva per il meglio e che si proceda quanto prima per utilizzare questi fondi. Ecco, anche perché insomma tra polemiche, tra approvazione del progetto e quant'altro ci si aspetta, comunque la cittadinanza si aspetta che venga realizzato questo progetto che riguarda il Bosco dello Sport e quindi anche il nuovo stadio. Ma assolutamente sì, è una cosa che è attesa da quasi 50 anni, quindi è uno dei progetti cardine di questa amministrazione, ma anche della città, perché insomma di promesse negli anni ne abbiamo sentite troppe. Questa volta c'è l'occasione, confermata, ripeto, ormai un anno fa dal governo, che confermava la bontà del progetto, e quindi insomma non stiamo parlando di idee ma di progetti concreti approvati dal governo precedente, dal governo Draghi, quindi insomma anche un Presidente del Consiglio all'epoca molto europeista, che approvò questi progetti, e quindi l'auspicio di tutti, di tutte le società sportive, di tutti i cittadini, è che si possa risolvere, chiarire questa situazione e iniziare quanto prima per i lavori. Noi stiamo proseguendo, stiamo continuando a lavorare, e quindi insomma speriamo che quanto prima, io penso entro fine mese, il mese di aprile, anche la Commissione europea darà il via e l'ok per continuare il procedimento, tutto il progetto. Allora, in attesa di conoscere anche l'esito dell'incontro romano con il sindaco Brugnaro e il ministro e gli altri, io ringrazio il vice sindaco Tomello e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Andiamo avanti con la sanità. Se ne sta parlando moltissimo, non soltanto il Veneto, per i molti problemi che la affliggono. In Veneto c'è stato il giudizio sulla sanità legato alle pagelle che sono state date alle USL regionali. Abbiamo chiesto ai vicentini un giudizio sulla qualità dei servizi. Sentiamo. Sanità veneta, vicentina hanno appena dato i voti. Lei che rapporto ha, come la giudica? Promossa, bocciata? Io ho un rapporto divergente, però diciamo che funziona, dai. Le volte che c'è stato bisogno si è sempre stati assistiti. Forse ecco, quando si va al pronto soccorso si aspetta un po' troppo. Io devo fare la prostata, mi confido per televisione anche la prostata, e la catarata. Devo andare al CUP, prendere appuntamento. Ho rinunciato, non vado da nessuna parte. Quando è arrivata la mia ora sarà quella. Ma perché? Perché appunto ci vuole tempo. Ho avuto un amico che è andato al CUP la settimana scorsa ed ha aspettato non so quanto. Io che non riesco neanche a stare in piedi qua e che là, devo mettere giù la macchina. Beh, guardi, io ho avuto appunto poco tempo fa un incidente stradale, però sono stata in ospedale e ho visto che sì, c'è un po' di attesa da fare, però nell'insieme insomma va tutto bene. È vero, la sanità veneta, soprattutto veneta, oltre che italiana, ci sono proprio dati statistici che è scesa di molto.
Quando vai in ospedale, te sì, o anche a fare visite qualcosa, te sì un numero, ti manda da un ufficio e altro che partite invece. Io devo solo ringraziare, io mi sono sempre trovata bene, non ho niente da dire. Quindi promosso? Non ho niente da dire, 100%. E mi stanno aiutando tanto, quindi farei solo un peccato se mi pronuncio male. Non saprei, sotto certi aspetti va anche abbastanza bene, è che mancano tanti medici e questo si riflette molto. Gli appuntamenti che si prendono non sono più veloci come erano prima, la disponibilità dei medici e d'altronde posso anche capire che mancando medici, mancando infermieri c'è anche questo problema. Ecco, ma diciamo che comunque siamo ancora a un buon livello. Io la sanità veneta la considero molto bene, con degli ottimi risultati rispetto sia al nord Italia e al sud, non ne parliamo. Quindi su questo siamo fortunati. Certo, per carenza di medici, di infermieri, di corpi sanitari, questo si ripercuote su tutta la cittadinanza. Ma per il momento vorrei dire e lanciare una lancia a favore della nostra sanità. A noi va bene così, anche se carente, ripeto. Aumento dei costi energetici e l'inflazione che corre, le tasche dei cittadini sono vuote e ci sono grossi problemi nelle famiglie che hanno anziani nelle case di cura perché c'è stata un'impennata delle rette. A Treviso si è deciso di ricorrere a una raccolta firme, ne sono state raccolte 600 proprio per segnalare questa situazione che in molti casi è drammatica alla Regione e al Governo. Vediamo. Il problema dei costi dei nostri anziani è un problema grosso, un problema che non riesce a trovare una soluzione. Le famiglie non sono in grado di sostenere più di tanto questi costi, quindi chiediamo alla Regione e allo Stato un intervento a sostegno di queste situazioni. L'appello è diretto, forte di oltre 600 firme raccolte tra i familiari degli ospiti di Isra e dell'Anni d'Argento di Silea, ma il problema del caro rette è comune a buona parte delle RSA della Marca, dove non mancano situazioni al limite. 12 euro, aumenti fatti in case di ricovero qui della Pedemontana, addirittura aumenti di 6 euro effettuati ancora nel luglio dello scorso anno, salvo poi sostenere nell'immediato periodo che aumenti non c'erano stati. Si vota la massima trasparenza. Il direttore di Isra, Giorgio Pavan, qui l'aumento è stato di 3 euro al giorno, che moltiplicato per tutti gli ospiti fa 700.000 euro in un anno. Noi entro il 28 di febbraio di ogni anno abbiamo l'obbligo formale di approvare un bilancio che deve essere in pareggio, quindi questi 3 euro ci sono serviti per fare pareggio di bilancio, non c'è alternativa. Di fronte a questo quadro lo stesso Pavan appoggia di fatto la mobilitazione dei familiari. Io dico che bisogna fare fronte comune, politica compresa, cioè non c'è nessuno contro nessuno, insomma qui si tratta di un fenomeno che è quello dell'invecchiamento e non autosufficienza, che è un fenomeno enorme, devastante e la politica, i servizi, i cittadini devono mettersi tutti dalla stessa parte per cercare nuove soluzioni assieme. La petizione sarà consegnata a mano sia al sindaco di Treviso Mario Conte sia all'assessore regionale Manuela Lanzarin. Chiediamo un intervento della Regione e del Governo che si curi di questi nostri cari anziani, perché da un po' di anni a questa parte non se ne cura più nessuno. 2 esponenti di Fratelli d'Italia hanno scritto una lettera alla direzione del liceo Marco Polo per contestare la carriera alias, il regolamento alias così si chiama, e cioè la possibilità concessa agli studenti in transizione per quanto riguarda il versante sessuale, quindi studenti e studentesse transgender, di usare un altro nome, non quello dell'anagrafe. Vediamo cosa è successo nei dettagli in questo servizio della nostra redazione di Venezia. Il regolamento alias permette agli studenti e alle studentesse transgender di utilizzare a scuola il nome nuovo tutti i giorni e nelle formalità scolastiche e universitarie. Gli istituti e gli atenei possono utilizzarlo se vogliono, evitando agli interessati e alle interessate la sofferenza di sentirsi chiamare con un genere che non è il proprio.
Al Liceo Artistico Classico e Musicale Marco Polo di Venezia questo regolamento esiste dal 2021, ma è di questi giorni una lettera inviata alla preside Maria Rosaria Cesari dalla sezione veneziana di Fratelli d'Italia, che ha fatto seguito a 2 missive di associazioni pro vita, arrivate ancora a novembre. Siamo un po' meravigliati perché effettivamente, essendo da un po' di tempo attivo questo regolamento, abbiamo trovato così un po' in ritardo questa alzata di scudi. Il Marco Polo, sottolinea il vicepreside, ha attivato il regolamento alias dopo precise richieste di aiuto da parte di alcune famiglie di studenti. Per noi è stata una cosa piuttosto naturale, ecco. Fa parte della nostra struttura istituzionale l'autonomia, esatto, scolastica, ancora da qualche anno, insomma, siamo dalla fine degli anni 90. Sono 6 su 1050 i ragazzi e le ragazze che hanno chiesto per loro l'applicazione del regolamento alias. Dopo l'ultima lettera di Fratelli d'Italia, l'ufficio scolastico regionale e provinciale ha chiesto lumi alla presidenza del Marco Polo e non ha fermato l'iniziativa. È un vissuto che le scuole hanno e quindi non si è mai opposto, no, formalmente, non ha mai sponsorizzato, diciamo, questa situazione, perché sono le scuole che autonomamente, appunto per la loro autonomia, agiscono in base alle necessità della propria comunità. Non faremo un passo indietro, perché non ha senso fare un passo indietro, la storia va avanti, non va indietro. Servizio Guido Barbato, e ieri sera sul regolamento alias a Focus si è espressa in maniera molto categorica Morena Martini. Vediamo. Ragazza che nasce in un corpo sbagliato. La biologia lo dice chiaramente che ci sono dei ragazzi o delle ragazze che nascono e si sentono, magari il psicoterapeuta potrà dirlo in modo molto più corretto di quanto lo dico io, però io in classe li incontro, li vedo, che nascono in un corpo sbagliato, ed è una sofferenza indicibile per i ragazzi e per le famiglie, che devono essere supportate. Tanto è vero che c'è una legge dello Stato, cioè questo liceo non si inventa niente, c'è una legge dello Stato che consente la transizione a spese della sanità pubblica. Non è che ci inventiamo le cose. Ci sono bambini, rarissimi perché è uno 0, non so quanto per cento, che nascono ermafroditi, quindi nascono con entrambi i sessi dal punto di vista biologico. Decideranno a mano nella loro crescita qual è il sesso che dal punto di vista psicologico è il sesso dominante rispetto ai due. Ma per queste famiglie... Insomma, qui una difesa a spada tratta da parte di Morena Martini, che è insegnante e sindaca di Rossano Veneto. Andiamo a Mestre, dove i residenti di Viale San Marco sono scesi nuovamente in piazza per ribadire il proprio no alla costruzione di una torre di 60 metri e di un ipermercato in un'area verde. Se il progetto dovesse andare avanti, i cittadini si preparano a far varare un ricorso al TAR. Vediamo. Ci sono state parecchie manifestazioni, c'è stata una raccolta di firme che mi sembra palesi in maniera sostanziale che i residenti sono fortemente contrari a questo progetto. Anche domenica erano in tanti, circa 200, quasi tutti i residenti di Viale San Marco, a dire per l'ennesima volta al Comune di Venezia che non vogliono vivere all'ombra di una torre di 60 metri d'altezza, né barattare 2,5 ettari di verde con un capannone commerciale di 4.500 metri quadri, relativi parcheggi e aumento del traffico. Un progetto che penalizza i cittadini abitanti, i residenti. In nome di chi? Perché dobbiamo vivere al buio nel cono d'ombra della torre? Perché dobbiamo vivere in mezzo al cemento quando invece si poteva fare un progetto completamente diverso? Le domande dei residenti si basano su 2 dati di fatto. Dal punto di vista commerciale, la città metropolitana di Venezia non solo detiene il record di centri commerciali del Veneto, ma ne ha più di intere regioni come la Liguria, le Marche o la Calabria. Nel raggio di mezzo chilometro da Viale San Marco ci sono già 14 ipermercati. Dal punto di vista residenziale, all'angolo tra Viale San Marco e Via Sansovino c'è uno dei tanti buchi di Mestre, 4 complessi disabitati con un centinaio di appartamenti che in attesa di restauro sono diventati negli anni una sorta di cittadella del degrado e dello spaccio. L'area verde che si intende cementificare poteva invece essere bonificata con fondi pubblici.
e sappiamo sicuramente che i fondi della Regione per le bonifiche potevano essere investiti anche in questo progetto e dare a Mestre, a Viale San Marco, un'area dedicata non solo ai bambini, perché io mi metto anche dalla parte degli abitanti della zona che sono anziani, quindi anche delle aree ricreative per gli anziani. Il progetto della torre dell'ipermercato arriva ora in Consiglio Comunale dopo essere passato per il rotto della cuffia in Municipalità di Mestre Carpenedo, al termine di una seduta che, secondo il consigliere d'opposizione Michele Boato, testimonia tutti i dubbi che si agitano anche nella maggioranza. Doveva iniziare alle 19 di lunedì e non c'era il numero legale, cioè ci sarebbe stato ma con l'opposizione. Hanno fatto il numero 15 alle 7:30 quando è arrivata una consigliera che poi alla fine, in realtà quando c'è stato il momento del voto, si è astenuta, ma per sua fortuna nel frattempo era arrivato il 16° all'ultimo secondo, per cui alla fine ce l'hanno fatta lo stesso. Ecco. A Vicenza sono sul sentiero di guerra i residenti del quartiere Ospedaletto per questioni di sicurezza, di viabilità pericolosa e anche per l'assenza di negozi di vicinato. Sentiamo. Beh, il punto pericoloso è assolutamente questo, perché se voi guardate siamo in rotatoria, perciò chi viene da strada di Anconeta a Postumia, appena fa lo stop, lì sei già sulle strisce pedonali, quindi non hai assolutamente visibilità e lì un passeggino lo prendi in pieno. Non è possibile che le strisce pedonali siano a ridosso di una rotatoria e assolutamente di una curva, perché è pericoloso per i nostri bambini che vanno a catechismo, tipo queste qua. Questa mamma del quartiere Ospedaletto, la frazione più estrema di Vicenza al confine nord con il comune di Lisiera, ci ha indicato bene il problema più grave della zona. Servono misure più efficaci. Multe a gogo e qualcosa che segnala la velocità. Perché è il secondo morto. Eh sì, l'altro giorno c'è stato un altro morto. Anzi terzo, perché 2 sulla statale qua e 1 di là. Insomma, anche quella strada che c'è qui è molto pericolosa. Hanno fatto una bella pista ciclabile, però la strada è stretta e il traffico è tanto, cioè non è adatto a quella strada lì, dovrebbero allargarla. Come corrono in questa zona? È forte, veloce. È una strada pericolosa? Sì, abbastanza. Te copa, perché tu dica fretta. Specialmente se uno ha difficoltà di camminare è un rischio attraversare la strada qua, è un rischio. Il problema c'è, esiste, c'è sempre stato, per cui non è una novità, voglio dire. A volte si andava a scuola a piedi e si andava da soli, adesso questo non è più possibile farlo. Ma c'è un altro problema che limita la qualità di vita dei residenti. Manca un supermercato, anche piccolo, ma ci vuole. Mancano negozi di vicinato anche per gli anziani di Ospedaletto. Per persone che sono un po' anziane, non avere un punto di riferimento anche per i beni primari. La cosa più urgente è i negozi. E siamo immersi da bar, perché se li andiamo a contare dall'inizio della chiesa fino alla scuola saranno 7-8. Quello che manca ad Ospedaletto è la bottega di Ospedaletto. Quindi se tu guardi, ad esempio, siamo qua e c'è una vecchia latteria, c'è un lavatoio che se fossi io farei un muro unico e farei la classica bottega di Ospedaletto, quindi quella che serve per noi di Ospedaletto. Cittadini di Ospedaletto intervistati da Daniele Garbin. Stati generali degli alpini a Vicenza, sempre a Vicenza, quindi lì restiamo in vista dell'adunata del 2024. Ci colleghiamo con Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore comunale Marco Zocca perché c'è stata una riunione, gli stati generali per l'adunata degli alpini che si svolgerà qui a Vicenza nel 2024, insomma un traguardo che è sempre più vicino e la macchina organizzativa si è già messa in moto. Sì, è un traguardo che si avvicina, è vero che manca un anno, ma un anno passa in 448 e oggi abbiamo fatto uno stato generale, nel senso che c'era presente tutto l'ANA provinciale, era presente il comune con i propri amministratori ed era presente anche il presidente della provincia. Accanto a questo poi c'era anche l'USL e le società interessate direttamente come SVT per il trasporto e l'igiene ambientale per quanto riguarda gli MGSM.
Ecco, che cosa è emerso, quale sarà il percorso, come sarà gestita appunto questa macchina che convoglierà qui a Vicenza migliaia e migliaia di alpini? Sì, è una macchina importante perché nel weekend sicuramente si valuta tra i 300.000 e i 400.000 persone presenti in città. Innanzitutto abbiamo presentato quello che è stato il programma presentato giù a Milano, col quale abbiamo vinto la Dunata. Abbiamo diviso per settori e quindi abbiamo presentato tutte quelle che sono le programmazioni dal punto di vista viabilistico, programmazione dal punto di vista trasportistico, programmazione dal punto di vista di alloggio, almeno per una parte di quelli che saranno poi gli alpini che verranno a stazionare a Vicenza per più di qualche giorno. Ecco, gli alloggi come saranno gestiti? Ci saranno delle aree apposta? Sì, gli alloggi verranno gestiti all'interno di alcune aree, quindi c'è Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole, sia quelle comunali che provinciali, all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. E poi c'è il nodo viabilità con la richiesta anche di aumentare i treni. Sì, c'è il nodo viabilità, oggi abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permetta quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città direttamente. E poi parlando del percorso che si snoderà all'interno della città? Sì, il percorso della Dunata ricalca quello di 33 anni fa, quindi sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà Corso San Felice, Viale Milano e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide dei Gasperi dove sarà lo scioglimento. E poi verranno indirizzati su Viale Mazzini dove lì verremo di far stazionare i pullman dove a uno, quindi potranno salire sui pullman e da lì velocemente quindi approdano verso l'autostrada e quindi usciranno dalla città con un deflusso regolare, ritengo dando meno problemi a tutta la città stessa. Ecco, io ringrazio l'assessore Marco Zocca e restituisco a voi linea allo studio. Grazie a Luisa Bertino, una macchina organizzativa poderosa per una grandissima adunata. Andiamo in pubblicità pochi minuti e poi torniamo con gli ospiti e parliamo del voto in Regione Friuli Venezia Giulia con l'ex qua del riconfermato presidente Massimiliano Fedriga. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG per la parte dell'approfondimento. Oggi parliamo delle elezioni che si sono appena svolte in Friuli Venezia Giulia e che hanno visto la vittoria del presidente uscente Massimiliano Fedriga. Saluto i nostri ospiti. Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega. Buongiorno Calligaris. Buongiorno. Buongiorno, grazie molte per la sua disponibilità. Giulia Massolino di Adesso Trieste. Buongiorno Massolino. Buongiorno, grazie. E complimenti perché siederà in Consiglio regionale, quindi si trasferirà dal Consiglio comunale a quello regionale, e grazie a Marco Zabai del Partito Democratico in Veneto. Buongiorno. Buongiorno direttore, grazie. Buongiorno, allora facciamo vedere il servizio di Tele4, ovviamente maratona ieri sera di Ferdinando Avarino a Ring in versione triestina. Vediamo l'intervista al presidente riconfermato Massimiliano Fedriga. Che effetto le fa aver infranto il muro della riconferma, no, Presidente? Spero di non deludere, perché sai, quando il primo mandato magari c'è l'entusiasmo del primo mandato anche i cittadini nei tuoi confronti, e spero di fare del mio meglio per non deludere l'enorme fiducia che mi hanno dato per questa seconda elezione. E i prossimi 5 anni, dicevo, sono quelli in cui la riforma vedrà il compimento. Io vorrei portare sulla avanti il lavoro che abbiamo fatto, portarlo avanti, costruirlo, migliorarlo, ovviamente
ovviamente, però ho detto, mi hanno fatto diversi giornali oggi la domanda cosa vuole fare adesso che è riletto. In realtà i primi 100 giorni, sì, no, quelle cose. Io ho detto come mi piacerebbe, ovviamente un auspicio che faccio a me stesso, consegnare la regione fra 5 anni, mi piacerebbe consegnare a chi mi succederà una strada da continuare a percorrere, magari da migliorare, ma non un sentiero da dover ricostruire, perché purtroppo nella politica ogni volta quando c'è il cambio si riparte da zero. Mi piacerebbe avere una progettualità di lungo respiro, cioè saper guardare come abbiamo cercato, con tutti i limiti ovviamente, ma in questi 5 anni, però di costruire qualcosa che vada oltre la tornata elettorale, che vada oltre il mandato, per dopo proseguire un lavoro in continuità almeno sui grandi asset strategici della regione. Forse la vicepresidenza non dovrà andare per forza a Fratelli d'Italia? Adesso guarda, io sulla giunta farò una riflessione dopo aver sentito tutti gli alleati, cercando di condividere il più possibile, poi ovviamente prenderò le decisioni, ma cercando di coinvolgere e mantenere quell'idea di squadra che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni di governo. Però, diciamo, le apre un problema, e allora un problema relativo, che forse dovrebbe confermare molti anche della squadra uscente. Ma io terrò in considerazione il grande lavoro che è stato fatto da gran parte della squadra uscente, anzi da tutta, direi. Posso fare qualche nome? Li può fare lei, io non ne faccio, quindi. Rosolén, Bini. Sono stati degli ottimi assessori sicuramente. L'assessore Berzi è stato un ottimo assessore, Riccardo è stato un ottimo assessore, ma non voglio fare i nomi perché poi mi dimentico qualcuno. Penso, ma veramente sono stati, la Barbara Zilli è stato un ottimo assessore, ma devo dire tutti hanno fatto il ruolo, la forza di questa amministrazione regionale, perché tutti gli assessori hanno fatto il loro lavoro bene e sono state parte fondamentali e integranti di una squadra. L'ultima voce ovviamente spetta a lei, o contano solo le preferenze, quello che le suggerisce, diciamo, il singolo partito come assessore? No, ci sarà un confronto con tutte le forze politiche, figuriamoci, dopodiché ho la responsabilità di fare il presidente e di fare le scelte della giunta, però la mia idea è quella di condividere il più possibile. Ecco, questo era il presidente Fedriga intervistato a Ferdinando Avarino ieri sera a Ringa. Caligaris, oltre all'exploit di Fedriga c'è anche il dato della Lega, no? Che ha veramente ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative quando si pensava che con l'effetto Meloni Fratelli d'Italia avrebbe fatto meglio, no? Da cosa è dipeso a suo giudizio? Beh sì, certo, noi siamo il primo partito in Friuli Venezia Giulia ed è un risultato che forse nemmeno noi ci aspettavamo, anche perché oltre, come hai detto tu, della questione del Fratelli d'Italia, noi avevamo anche la lista del presidente, quindi la possibilità che la Lega proprio mantenga la prima posizione è stata una cosa inaspettata. Credo che sia dipeso questo innanzitutto dall'identificazione della Lega con il partito di Fedriga, comunque, perché Fedriga è visto e sentito ancora come leghista e della Lega. L'identificazione della Lega e del presidente Fedriga con il buon governo e con la buona amministrazione, e poi l'attività e la capacità della Lega di fare amministrazione, di stare nei territori e di stare in mezzo ai cittadini. Molto, molto chiaro. Poi sentiremo anche le dichiarazioni di Massimo Moretuzzo, principale avversario di Massimiliano Fedriga. Il centro-sinistra ha ottenuto un risultato comunque soddisfacente. Su questo sentiamo Giulia Massolino, adesso Trieste, che fa parte del patto per l'autonomia. Questa era la lista di Moretuzzo. Si è scontato un po' forse la candidatura di un presidente non troppo conosciuto, cioè non così popolare come Fedriga. Insomma, che cosa vi ha un po' penalizzati, Massolino? Sicuramente è stata una campagna elettorale brevissima e con un po' di tempo in più per far conoscere Massimo alla cittadinanza. Il risultato sarebbe potuto essere certamente migliore, già così in questo è stata una campagna brevissima, perché di fatto è durata poco più di un mese, è stato fatto comunque tantissimo. Massimo aveva acquisito intanto aveva acquisito molta notorietà anche nel nostro territorio, nonostante appunto sia
più friulano che qua a Trieste, comunque è una difficoltà in più. E in questo mese comunque aveva fatto un immenso lavoro sia per farsi conoscere sia per farsi apprezzare e appunto i risultati hanno pagato, perché anche qua a Trieste comunque il risultato di Massimo è stato sicuramente buono e noi ci teniamo anche a ringraziarlo per lo sforzo enorme che ha fatto. Veramente l'abbiamo visto girare come una trottola in ogni angolo della nostra regione per poco più di un mese. Certo. Senta Massolino, può esserci stato un effetto Schlein, potrebbe esserci anche, penso alle prossime amministrative qui in Veneto, si ritiene che il PD possa recuperare consensi dopo l'elezione della Schlein a segretaria del partito? Penso che per un'analisi del voto con più cognizione di causa servano un attimo di più dati e appunto delle analisi più puntuali per capire cosa sia successo esattamente e come appunto ottenere risultati migliori, come lavorare sul territorio anche per i prossimi appuntamenti non solo elettorali ma anche proprio per il lavoro sul territorio. Sicuramente un effetto ci sarà stato, non saprei dire in questo momento esattamente quale, nel senso appunto penso che avremo il tempo di fare delle analisi molto più dettagliate su come sia andato questo voto. Certamente. Beh, insomma, diciamo che una donna segretario forse no, cioè l'elezione della Schlein ha un po' rivitalizzato un partito che era un po' così statico e quindi c'è stato un fermento generale che ha fatto ricomparire il PD più di quanto non fosse presente prima. Sentiamo Massimo Maretuzzo, sempre in un'intervista rilasciata alla nostra Tele4. Vediamo. I complimenti al Presidente Fedriga per il risultato ottenuto, gli ho fatto anche gli auguri di buon lavoro perché ne avrà bisogno, perché i prossimi 5 anni dovranno vedere impegnato in realtà tutto il Consiglio regionale per affrontare i temi che sono stati posti con forza dal dibattito in campagna elettorale. Penso alle questioni della sanità, penso alle questioni della transizione ecologica energetica, penso alla questione di un Friuli Venezia Giulia al centro dell'Europa con la gestione dei flussi migratori. Per Massimo Maretuzzo una sconfitta senza discussioni, una stretta di mano e i complimenti al governatore bis Fedriga, ma anche la consapevolezza di aver gettato le basi per una leadership dell'ala di centrosinistra che nel vuoto di proposte per la sfida a presidente del PD e i tentennamenti dei 5 Stelle ha proposto un nuovo volto nel panorama politico regionale. Ora per Maretuzzo, che farà parte del prossimo parlamentino, occhi puntati sui temi chiave a partire dalla sanità, ma non solo. Tato sarà il leader dell'opposizione? Ma io continuerò a fare la mia parte, sono contento del percorso che abbiamo fatto, devo ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura e le tante cittadine e cittadini che hanno dato un contributo importante al nostro percorso. Sono anche convinto che è un percorso che all'inizio è un percorso che ha dimostrato di saper costruire una proposta credibile in giro per i territori della regione. Non ci sta invece la candidata della galassia alternativa di Insieme Liberi, Giorgia Tripoli. Il risultato di lista è inferiore di solo lo 0,02% allo sbarramento del 4%, al momento non assegna alcun consigliere al movimento, mentre l'avvocatessa stessa ha personalmente ottenuto un risultato superiore. Ecco il perché della richiesta di riconteggio delle schede nulle e contestate. Chiederemo il riconteggio delle schede non tanto per fare quelli che non sanno perdere, ma quanto perché abbiamo dai nostri rappresentanti di lista notizia del fatto che molte schede dove magari la persona ha semplicemente sbagliato a scrivere il cognome della preferenza, che magari ha scritto Tripoli oppure ha scritto il cognome di un candidato che è candidato in un altro collegio, sono state annullate come schede, quindi anziché annullare la preferenza è stato annullato il voto e questo non è corretto. Non ce l'ha fatta nella sua missione Alessandro Maran, ecocente la delusione del terzo polo che non è andato nemmeno vicino a ottenere un proprio rappresentante in aula, quello stesso ex deputato e senatore del PD che si è speso per la nuova casa dei riformisti pur sapendo che non avrebbe ottenuto alcun tornaconto elettivo personale. L'ho ripetuto molte volte, no? L'obiettivo è costruire quella casa, costruire uno spazio alternativo ai riformisti. C'è una bella poesia di Cavafis in onore ai combattenti di Termopili. L'ultimo verso scrive che onore ancora più grande perché molti di loro sanno che saranno i persiani a passare. Le battaglie si fanno perché vanno combattute.
Stanno numerando il terzo polo, deludente ovviamente la prestazione del terzo polo, anche quella dei 5 Stelle. Zabai, comunque il centro-sinistra ha fatto la sua parte nelle regionali, per alcuni momenti, per alcune ore era stato, anzi risultava ancora essere il primo partito in regione, però di fatto il trionfo di Fedriga insieme a quello di Luca Zaia in Veneto, alle ultime regioni, dimostra che il nord-est vede sempre il centrodestra egemone, no? Alle prossime amministrative può esserci un colpo di coda della PD a Vicenza piuttosto che a Treviso, cosa ne pensa? Intanto bisogna distinguere tra le elezioni regionali e le elezioni comunali, nel senso che l'elezione regionale ha visto candidato un presidente uscente molto popolare, presidente della conferenza, presidente delle regioni italiane, quindi una figura molto conosciuta. La stessa cosa si può dire di Luca Zaia. Io credo che l'elezione così netta di Fedriga si colleghi a quell'onda lunga del consenso attorno ai presidenti di regione che abbiamo visto anche in altre elezioni regionali. Se noi guardiamo invece alle elezioni comunali, anche il dato di Udine in questo senso, me lo lasci dire da me che sono metà udinese, è significativo il fatto che si vada a un ballottaggio con un sindaco uscente di centrodestra, comunque, che prende meno delle sue liste. Quindi ancora una volta si conferma che sulla partita delle amministrative il centrosinistra è competitivo. Io penso che vedremo al ballottaggio fra 2 settimane come andrà Udine, come io penso che noi in Veneto abbiamo messo in campo delle ottime proposte. Penso appunto a Vicenza con Giacomo Possamai e a Treviso con Giorgio Denardi, e ai casi che abbiamo avuto a Padova, a Verona. Quindi non è che noi scompariamo dal nord-est. Certo, c'è un dato di fatto che questa regione al di fuori delle città è un terreno molto ostico per il centro-sinistra. Su questo dobbiamo interrogare sicuramente. Zabai, grazie per il momento, stia ancora lì che abbiamo ancora qualche minuto, dobbiamo dare la pubblicità, poi torniamo da Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, e anche da Giulia Massolino di Adesso Trieste, neo consigliera regionale. A tra poco, grazie. Prima parte di Focus TG, ci colleghiamo di nuovo con Trieste, con Antonio Calligaris, abbiamo commentato il voto. Calligaris, vorrei portarla e poi chiedere anche a Giulia Massolino i vostri pareri sulla cabinovia, no? Se ne sta parlando moltissimo, è al centro di una discussione interminabile. Ci sono 2 scuole di pensiero, chi la vuole perché dice sarebbe un'attrazione turistica come altre città come Lisbona, Barcellona eccetera, altri dicono no, ha un impatto ambientale troppo forte, quindi non va fatta. Quali sono le posizioni? Lei cosa pensa a riguardo? Ma allora, sulla cabinovia è un argomento proprio della città di Trieste, del comune di Trieste. Allora, credo sia stata anche portata avanti dall'amministrazione comunale, abbia fatto dei passaggi, se ricordo bene, anche nelle commissioni e in consiglio. Io su un'opera del genere, nel momento in cui un comune e un'amministrazione decide di farla, non vedo questi problemi, cioè è una cabinovia né questi grandi impatti ambientali, sinceramente. Cioè, questa è la mia opinione, cioè, come ha detto lei, ce le hanno delle grandi capitali, credo sia una possibilità di sviluppo anche di turismo. Insomma, si vuole fare una cabinovia, non una ferriera, un'acciaieria o qualcosa che inquina, insomma. Certo, sì, quindi e poi ovviamente Trieste guarda al futuro con la ristrutturazione del Porto Vecchio, insomma tanti cambiamenti, tanta innovazione. Ecco, Massolino, su questo, ammesso che si sia tutti d'accordo, poi c'è anche il fattore tempo, no? Ci sono opere che
A Trieste a volte si dice, c'è il famoso no se può, no? Perché pare che i triestini non siano molto favorevoli ai cambiamenti, ma credo che ci sia spazio per altre novità in futuro, no? No, non è assolutamente una questione appunto del nostro non se può. La cittadinanza è fortemente contraria all'opera e non per ragioni ideologiche come spesso viene fatto credere. Peraltro è stato abbastanza imbarazzante che questo argomento è stato assolutamente schivato dall'attuale presidente della regione, che non si è mai espresso in merito, proprio perché sapeva che questo l'avrebbe portato a perdere un numero enorme di voti. Quindi noi intanto non ci è piaciuto che non si sia avuto il coraggio di dire sì, siamo favorevoli a portare avanti quest'opera. E dopodiché il consigliere che ha appena affermato che non ci sarebbe un impatto ambientale enorme non conosce Trieste, non conosce il Bosco Bovedo, che è un sito protetto, è un sito Natura 2000 e ha un patrimonio di biodiversità unico al mondo, in Europa quantomeno. E quindi dire che devastare quel bosco lì non sia un impatto ambientale rilevante mi sembra un'affermazione fuori dal mondo. Ci sono problemi economici, ci sono problemi ambientali, ma ci sono anche problemi proprio di utilità, perché sarebbe un'infrastruttura inutile. Voglio vedere quanti turisti sarebbero felici di arrivare nel punto di arrivo di questa infrastruttura, che è un parcheggio vista distributore di benzina, che non ha nessuna vista, non è un punto panoramico, non c'è nessun punto di interesse nel posto in cui arriva né dal posto in cui parte. Non solo, ma è anche un po' scorretto, perché i soldi che del PNRR per la realizzazione dell'opera non sono per un'opera turistica, e quindi dire che questo potrebbe aiutare il turismo è semplicemente scorretto nei confronti di quel finanziamento. Grazie Massolino. Si vuole replicare Caligaris? No, allora, premettendo, e come ho premesso che io sono appunto di Monfalcone e non di Trieste, resta il fatto che si vuole costruire una cabinovia e non una discarica e non un'acciaieria. Ho detto solo questo, cioè, quindi che questa opera sia particolarmente devastante la vedo un po' dura, secondo la mia valutazione, e non essendo di lì avendo seguito proprio la cosa. Dopodiché voglio ricordare che credo sia più importante per Trieste aver chiuso, grazie a questa amministrazione regionale, il presidente Fedriga e al governo, eccetera, eccetera, la Ferriera. Quello è un'azione per l'ambiente vera. Grazie a tutti, dobbiamo chiudere perché siamo andati oltre il limite. Ringrazio molto Giulia Massolino di Adesso Trieste, consigliere regionale. Grazie Massolino, grazie molte. Antonio Caligaris della Lega, a presto, buon lavoro. Grazie. E Marco Zabbai del Partito Democratico in Veneto. Grazie Zabbai, a presto con Focus. Grazie, buona giornata. Grazie molte. In regia Francesco Ceron e Renato Capoia. Ci vediamo stasera con Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.